Eccoci qua. Sir, adesso si dovrebbe vedere. Vedi un attimo dall'anteprima. A me lo sta facendo vedere correttamente adesso. Prova ad aggiornare. Che mo sicuro sta andando. Um, chiudere e riaprire. Amico, Word. Ah, boh, riparire. Anche perché a me sembra che sta andando tranquillamente, quindi non dovrebbero esserci problemi. Vabbè, tanto ce la prendiamo comunque comoda anche in previsione di dopo. Vai, sir, sei in tutti noi. Tanto aspettiamo lui, anche perché se non c'ho l'ok, che cazzo parto che non si vede niente? Ok, praticamente, innanzitutto buon anno, sir. Buon anno e welcome back a tutti. Penso si sia notata l'assenza di un paio di persone. Sì, 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 sir. Anche perché queste 2 settimane non abbiamo fatto live perché approfittando del periodo natalizio e di alcune cose ho fatto un po' di feste natalizie e un po' mi sono organizzato con il nuovo lavoro, quindi da oggi si ritorna tranquillamente a fare le live. La Befana è arrivata, tutte le feste mo ce le togliamo dei coglioni e quindi no, vabbè, più che altro volevo fare pure qualche esperimento e cose varie, però ho trovato sta possibilità, quindi mi sono detto, dai, vediamo un attimino di sistemarci sta cosa. E giustamente, non toccando OBS per un po', lui vedeva e non vedeva Twitch, quindi inviava solo una parte delle informazioni. Sì, perché se tengo attivo il filtro Nvidia, Marvel mi va a 2 fps al secondo. Quindi vedete il mio armadio, casomai qualcosa, quello si apre all'improvviso, quindi tutto a posto. Poi, sir, ti lascio immaginare, io poi poco prima di Natale ho dovuto anche togliere un dente del giudizio, quindi stavo bloccato e non era manco, non c'era possibilità di parlare visto che avevo i punti. Quindi ho detto, facciamo una cosa, prendiamoci un attimino di pausa. Devo anche reinstallare Discord perché sta andando una chiave che ogni tanto si stacca. Però ho detto, da oggi ripartiamo a fare le live. Punto. No, a me ogni tanto si stacca l'audio quando entri in una chat vocale e fa un po' di casini. Quindi mo oggi sto facendo un po' di manutenzione al computer, l'ho disinstallato e poi al limite dopo o al massimo domani, appena finisco di lavorare, me lo aggiusto di nuovo. Sir, nel frattempo, buon Natale, buon anno, buon Capodanno, buon anno nuovo, buona Befana. E come stai? Piccolo pezzettino di stronzo. Mi sei mancato. Mi sei mancato. Da giorni che parlando con Gianmarco e anche con gli altri, che dobbiamo fare col canale, io ho detto io lunedì ricomincio, punto. Abbastanza riposato. Ottimo, ottimo. Quindi mo sei al lavoro? Aspettiamo giusto 5 minuti. Mi accerto un attimo che tutto vada bene. No, sei a casa. Ah, già, tu dovevi ripartire comunque a breve. Il fatto che era cambiato il proprietario e tutto. E mo sto ricollegando tutti i vari settori. Ah, ma allora dopo ci sei perché abbiamo scovato un bel giochino horror e dalla trama un po' particolare. Quindi stasera facciamo quello lì. Poi nei prossimi giorni ritorniamo con la programmazione normale, anche con Omori, soprattutto, perché poi a me Gianmarco ci è rimasto qua dal colpo di scena dell'ultima puntata. Puntata che non trovi ancora online perché l'ho dovuta tirare giù velocemente dai social. Perché Francesco ci mandò un video l'ultima volta all'interno che vedemmo a fine live e in quel video c'erano nomi e cognomi miei di Gianmarco così liberi, tranquillamente. Quindi ho buttato un attimino giù la live proprio per evitare alcune cose e anche perché
Sì, sì, no, 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 ma in questi giorni comunque sono riuscito a trovare la quadra, quindi il pomeriggio sono libero di fare quello che voglio, quindi posso ritornare a mettere mano al canale. Anche perché, Sir, innanzitutto spero che poi stai continuando a giocare a Marvel e se per caso sei a casa e ti va di giocare, accendilo che giochiamo insieme. Poi ne approfitto per farti un paio di annunci per quanto riguarda il canale, perché tu sei un moderatore, anzi sei il moderatore. Visto anche il fatto di aver trovato un lavoro e fin quando, come diciamo a Napoli, dicio vo, si continua così. Sì, sir, giochiamo un'oretta, giusto il tempo che aspettiamo Gianmarco che comunque arriva. Quindi ho detto iniziate ad andare un pochino in live così faccio vedere un attimino che sono tornato. Vai tranquillo, vieni, accendi, ti aspetto. Ok, qua tutto bene, qua tutto bene. Vieni, entra, entra, non ti preoccupare, mandami pure il nickname così ti aggiungo subito. Ah, c'è anche il signor Kerus. Ah, io provo a mandargli un invito allora. No, già sta partecipando a una partita, giustamente. Allora, aspettiamo un attimo il signor Sar. Allora, mi aggiusto un attimo il riquadro così lo faccio anche un pochino meglio, anche perché ho fatto tutto velocemente. Devo solo sperare che non crashi il gioco in live, ma non penso che le impostazioni le ultime volte andavano bene, quindi. C'è la chat in gioco, sì, c'è la chat in game. Quindi se mi vuoi segnalare qualcosa puoi farlo pure lì. Tanto io domani Discord lo reinstallo e aggiusto tutto. Ho fatto le corse oggi proprio perché dovevo anche come gesto scaramantico tornare in live, sir. Per forza. Allora, mandami il nickname così ti aggiungo subito. Oggi è uscito anche il video della stagione 1. Uscirà il 10 gennaio e arriveranno i personaggi dei Fantastici 4 e dovrebbe esserci la mappa nuova basata su New York e nella città sono presenti i vampiri, quindi dovrebbe anche raggiungerci Blade ad un certo punto, perché c'è il Conte Dracula, quindi ok, cerchellatore. Sì, vieni qua, ti aggiungo tutto. A posto. Appena ti vedo online partiamo pure. Ok, vamos. Allora, sir, tu mi senti sempre, giusto? Ok, ok. Anche perché c'erano due o tre annuncini da fare. Anche perché non è che sono tornato a gennaio a mani vuote, eh. Cioè, non è che ho solo mangiato come un porco in questo periodo, sorra, attenzione. No, no. Ho lavorato anche ad alcune cosine esterne per il canale. E ti dico con piacere, poi ti spiego meglio su Discord una cosa che non sapevi fino ad ora. E è una cosa importante, è una cosa bella. Ok, allora, mo devo soltanto aggiustare le impostazioni del codec di OBS in modo tale che non caca i coglioni, quindi dovrebbe essere così. Ok, e così già va meglio.
Ok. Anche perché ci sarà molto da fare e ho messo mano al portafoglio su alcune cose. Quindi ci saranno vari interventi al canale di un certo tipo. Robe di poco conto, che non è che comunque sono diventato multimilionario tutto all'improvviso, mi raccomando. Ok, Gianmarco. Ok, Gianmarco già sta partendo. Ok. Ok, allora vai Sir. Sir, chi hai preso? Aglia. Preso Ponte. Vai, curatemi, curatemi. Curatemi. Devo aggiustare bene. Devo aggiustare bene OBS di nuovo. Devo usare l'altro. Cioè, tu come te la stai cavando? Ma tu chi hai preso? Hai preso Groot. Mannaggia la miseria. No, l'altra versione di OBS va meglio. Ok, che mi sono fatto un OBS pulito per farlo andare meglio. Quindi comunque funziona meglio con l'altro. Lagga, lagga. Un po' Punisher. Fatto Punisher. Dove sei? Dove siete? Dove siete? Tutti qua sono. Tutti qua. Ok, fatto fuori il procione. Procione di merda. Ok, fatti fuori due. Vai, vai, tutta diritta, tutta diritta. C'è il pesciolo, attenti al pesciolo. Attenzione, pesciolo maledetto. Non riesco a fare una cosa. Procione maledetto. Spingi, spingi. Sir, spingi. Dove? Ti sei messo il dottore strano. Attenzione, attenzione. Niente, con il lag non riesco a fare le cadute quelle belle. Ok, c'ho la ulti pronta comunque, Attenzione. Aglia, aglia botta. Aglia, chi mi cura? Ho preso grande botta nel retto. Chi è? Che sta succedendo? Chi è? Ah, non ti fanno cazzi. Mi curi? Mi curi? No, ma che non m'ha... Ho premuto l'ulti e si è annullata. Brutto gesto. Allora. Allora domani mi passo tutto sul profilo nuovo di OBS. Il vecchio non lo posso recuperare allora, dai. Un po' di supportino. Ah, cazzo, Thor. No. Facciamo una prova, facciamo una prova, facciamo una prova. Facciamo una piccola prova. Perché il titolo nuovo dopo switch un attimo all'altro OBS così siamo un pochino più tranquilli. Ah. No.
God of Thunder. Cazzi, cazzi. Muori, Thor, muori, pesciolino. Eccolo. Ok. Morto Magneto. No, Jeff, no. No, Jeff, no. Jeff, perché? Perché Jeff devi rompere i coglioni? Ma perché? Ok. Ok, c'ho l'ulti di capitano pronta. Ok. Vai, vi ho potenziato tutti. Ok, morto Magneto. Vai, Sir. Vai, Sir, così. Sir, abbiamo vinto. A posto. Facile. Facilissimo. Facilissimo. Mi va un pochettino a scatti, però vabbè, volevo fare l'ultima prova con questa versione di OBS, però a questo punto mi passo tutto sull'altro e dovremmo stare tranquilli. Allora, la chat vocale mi sembra che ci sia, perché comunque io qualche volta ho sentito qualcuno parlare. Devo solo vedere se per caso non l'ho staccata. Anche perché io comunque sono entrato in live un pochino all'improvviso. Volevo entrare un pochino così, però ho detto a questo punto gioco un pochino a Marvel. Anche perché devo dire la verità, Sir, a me mi sta divertendo sto gioco. Mi sono pure shoppato la skin, sinceramente. E il 10 ci proviamo il nuovo aggiornamento, a posto. Allora, dai, faccio io un po' di cura. Dai, Sir, tu tenka, ci penso io a te, ti curo io. Degli altri non me ne fotti un cazzo, curo solo a te. Quindi mo il 10 inizia la stagione nuova. Il pass penso che lo prenderò, tanto costa 5 euro alla fine, quindi. Visto che ci gioco e mi sto divertendo con sommo piacere. Anche se molti sai che si stanno lamentando di questo gioco, Sir. È perché non è inclusivo. Non è inclusivo. No, ma secondo me va preso per come uno vuole divertirsi. Ti vuoi fare il grande campione, cacciare il cazzo duro sul tavolo perché fai le classificate e arrivi ad un posto alto? Vabbè, fallo, divertiti. Ti vuoi fare una partitina con gli amici? Noi è capitato, anche insieme agli altri stiamo giocando spesso online e ci stiamo divertendo. Non ti dico quanto. L'altra volta abbiamo fatto una run, eravamo 6 healer e abbiamo vinto. Con 6 healer abbiamo giocato. Però tu sei la nostra punta di diamante, vuoi andare avanti? Ti potenzio anche. Aspetta, ho finito le foglioline. Capitano America di sta minchia. E lo uso anche. Uno secondo me sto gioco lo deve pigliare e si deve divertire. Tanto davvero spenderci dei soldi sopra, a parte che per le cose estetiche al momento non è che dà un vantaggio, quindi vai Wanda. Capitano America che sta rompendo i coglioni là dietro, Ok, fatto fuori Capitano America. Cazzo.
sinceramente ho preso il pass premium per il volume 0. Con i crediti che mi sono fatto, da lì mi sono preso la skin di Iron Man, di Superior Iron Man. Guardala, guardala che leggia, guardala, guardala che leggia. E mo l'altro giorno ho detto, cazzo, un regalo me lo faccio, mi sono preso la skin di Venom Ghiaccio perché mi piace. Quindi ho detto, perché no? Ma per il resto puoi giocare come cazzo ti pare a te. Dai, dai che lo possiamo prendere, dai. Aglia Wanda. Vai ragazzi, vai ragazzi. No, chi cazzo mi ha fatto fuori? Ah, ha fatto la ulti, ok. Ok. Mo vediamo con la nuova season i personaggi se verranno aggiunti gratuitamente, se si dovrà fare il pass gratuito, se si deve fare quello a pagamento. Come viene così ce la prendiamo. Anche perché comunque personaggi ce ne sono già un bel po', Anche se c'è qualche giornalista che si è lamentato del fatto di come è fatto il gioco, perché ha detto ci sono troppi personaggi. Quindi non c'entra che sono diversi e fatti bene. No. Wanda, Wanda di merda. L'ho uccisa all'ultimo secondo. Così, se Gianmarco arriva prima delle 22, vediamo se si aggiunge anche lui per uno. A parte che io ho qualche problema con la tastiera. Che alcune volte non si prende l'input. No. Domani tastiera nuova, ho capito. Ok. Morto Capitan America, sto prendendo il punto, venite, venite. No, però non mi vanno i movimenti. Ok, fatto fuori occhio di falco. Batman che se ne sta andando. Aglia, aglia. No, è finito le cure, sordo. No, c'è Wanda dietro. Bastarda Wanda. Che è teletrasportata di nuovo. Suka. Vai così. Vai così, attenzione. C'è la skin quella nuova di Moon Knight. Ottimo. Dai. Aspetta, sto arrivando anche io. Non morì. È morto. Graveyard. Siamo su partite amichevoli per divertirci. No, cacare. Il cazzo. Graveyard. Just relax and have fun. Please. No, rompere i coglioni. No, scassare la minchia. Stai cagando il cazzo. No, non è rilassato. Va bene, Sir, tu trovati il tuo modo comodo. Tanto io per domani l'aggiusto pure sta cosa del... Really, Eddie? After all the times you've tried to ruin my life, I'm hurt. Other people play the game. The battle starts in 5. Just play. Nota. 3, 2, Non paziamo. Cioè, non parla. Stai zitto e gioca. Non rompere i coglioni. Got it? Divertitevi. Se volevamo fare le cose più... andavamo a fare le classificate. Scassatori di coglioni. Pretty sure those are bad guys. Ok. Oh. Allora, proviamo l'una snow, vediamo se riesco a curarvi bene.
Capture the point. Don't write. Ecco, vediamo se capisce. Non so, a me quando sono rompicoglioni non... No, basta. Battlefield ready again. I'm hurt. I suck. Area. E stai facendo la metà del tuo dovere. Vabbè. Glow up. Aglia, Moon Knight, in faccia me l'hai tirato. Facci tu. I am the Allora. Vediamo che Gianmarco non arriva giusto adesso. Ho sbagliato il pulsante. Fatto errore, fatto errore, fatto errore. We should a nice deep freeze. Fatto grave errore. Gravissimo errore. Molto grave errore. Nessuno mi dà una mano. piece of cake. Da solo c'è un problema. Vedi che era Gianmarco. More scum Vedo così mi scraped faccio un off. controllo prima. Battlefield ready. Andare in live con l'altro titolo e mi organizzo. Aglia, c'è Wanda dietro. C'è Wanda dietro. A disappearing. Ok, morta Wanda. Dai ragazzi. Is as old as the seas. Ok. Dai così. Spear best. La puttana tesoro. That is much better. C'è il Moon Knight. Cazzo. I'm so lost to sing. They've almost got it. C'era Poldo che è arrivato. Penso che sia Poldino. I am Vai ready ragazzi, to vai put on a ragazzi. show. Vai ragazzi. It's okay. Admit it. You need me. I broke the arm. Keep fighting until we have Rompete il culo a tutti. be strong together. È incazzato Capitano America. Si sono incazzati tutti. Ho ferrato Poldino. I am wounded. Ok. Allora, Sir, torno un attimo nel menu perché così apro pure a Gianmarco. Così al limite stacco e mi inizio già a settare il gioco. Visto che è arrivato prima, iniziamo prima l'altro. Tanto tu stai a casa, non c'è un cazzo da fare, quindi puoi tornare presto. Minchia, bella la skin questa qua però. Sì, ma comunque è stata una partita un po' strana, non ci ho capito niente, ti dico la verità. Ma veramente non ci ho capito un cazzo. Allora, Serru, io stacco così vado ad aprire a Gianmarco. Il tempo che cambio OBS, setto l'altro e partiamo subito con il gioco. Tu dai un'occhiata alle notifiche, però penso massimo un quarto d'ora e siamo e torniamo. Quindi mo stacco, ci sentiamo tra pochissimo.